Giuseppe Scolari dal Pordenone, San Giorgio e il Drago, xilografia, Bulino su legno, 1592-1607 circa. Museo civico di Bassano del Grappa. Figura singolare non solo nell'ambito dell'incisione italiana, ma nell'intero Cinquecento e oltre, il vicentino Giuseppe Scolari si distingue per una produzione xilografica di grandissima originalità. In questa stampa, realizzata tra il 1592 e il 1607, alta 53,5 cm e larga 36,4 cm, Scolari raffigura un celebre episodio della leggenda aurea che ha come protagonista uno dei santi più amati e rappresentati della cristianità, San Giorgio, il nobile cavaliere in lotta con il drago che terrorizza la città di Silene e tiene sotto scacco la sua popolazione con continue richieste di sacrifici umani. Il santo in procinto di sconfiggerlo è raffigurato al centro dell'opera, con il volto segnato da una smorfia di terrore. Saldo sulle briglie del suo bianco cavallo, San Giorgio regge ancora nella mano destra quello che rimane della sua lancia di legno, ormai spezzata tra le fauci del drago. Sulla porzione inferiore del foglio, sotto gli zoccoli del cavallo rampante, la temibile bestia alata si appresta a rilasciare una vampata di fiamme con gli ultimi scampoli di vita che le rimangono, ma risulta ormai mortalmente ferita dalla punta della lancia che le trafigge la gola. Tutta la raffigurazione, di grandissima vitalità espressiva, è costruita per mezzo di fluenti linee curve intervallate da spazi bianchi. Si noti la dolcezza delle sinuose piume dell'elmo indossato dal santo, gli ondosi ciuffi della criniera e della coda del cavallo, gli infernali vapori che escono in sbuffi circolari dalle fauci del drago. Persino le aspre rocce sullo sfondo della scena, in alto a destra, sembrano ondeggiare insieme alle nuvole del cielo. Nella composizione del soggetto, l'incisore si ispira in maniera evidente all'affresco del Pordenone che ha come soggetto Marco Curzio dipinto sulla facciata di Palazzo d'Anna a Venezia, una delle opere più celebrate del Cinquecento veneziano.